Eccoci qua, bentornati su On The Road. Vi chiederete dove diavolo sono. In effetti nella sigla c'è scritto On The Road Colonia. Beh, vi svelo un segreto, sono a Colonia, sì. Sto passeggiando per raggiungere la sede, dai, che quando arrivo vi faccio il regalo di farvi vedere questo episodio. Come sono burlone. Vi faccio aspettare l'episodio. Vabbè, insomma, dai, questa è la seconda parte. Nella prima, che avete già visto, se no vi lascio il link qua sotto, abbiamo visto un po' della città. Beh, adesso vi accompagno a vedere il resto. Prendetevi un cuscino, mettetevi comodi perché sarà lunga, signori. Bello ma lungo. Purtroppo Colonia è grande, quindi insomma le cose sono abbastanza parecchie da vedere. Abbastanza parecchie, ma come parlo? Dai, iniziamo, voilà. Via. Allora, ripartiamo dal nostro Duomo, proprio in centro, il simbolo della città. Ripartiamo da qui e andiamo verso il Reno, perché non abbiamo mai finito, sempre in punta centrale. Perché no? Insomma, per questa città è anche bello perdersi, andare a passeggiare, trovare i parchi cittadini come questo, nascosti nel verde della città, proprio nascosti fuori dai luoghi turistici, e magari vedere appunto anche luoghi come questo lungo appunto le sponde, tipicamente si vede di costruzione tedesca, perché solo i tedeschi appunto costruiscono le case così, cioè si vede ad occhio ed è uno spettacolo, insomma. Ma continuiamo al nostro giro, prendiamo un'altra prospettiva e andiamo sopra il nostro bellissimo ponte ferroviario, che quello invece è il teatro, quello che vedete, ovviamente sempre sul Reno. Quella è una torre di una marca televisiva. Tranquilli, non ho fatto commenti appunto riferiti alla sigla televisiva, ma vabbè. Mi raccomando, non fate come lui, che lui questo qua lo vedo male ad attraversare il ponte così. Poi guardate che immensità, cioè io avrei un po' di paura, infatti un po' di paura te la fa, a vedere sto fiume grande così da attraversare. Non è piccolo come fiume, è proprio grande, lo vedi anche lungo, cioè fa proprio impressione, vabbè. Da questo punto centrale del ponte possiamo ammirare quasi tutta la città, ovviamente, vabbè, la parte visibile, grazie, ovvio, capitano ovvio. E adesso quello è il parco dove ci stiamo avviando ad andare. In fondo avete visto anche la teleferica, perché loro hanno anche una teleferica da quanto questo fiume per attraversarlo, perché poveretti. Vabbè, attraversato il ponte tranquillamente. Aiuto! Bene, ci portiamo dall'altra sponda verso il parco. Questa invece è la torre del telefono. Non sembra, ma ogni città ce n'ha una. Beh, insomma, forse sono caratteristiche proprio della Germania. Vabbè, siamo al Rhein Park, questo piccolo orticello, dai, che ha addirittura il treno su rotaia. Cioè, non so, volevate mettere anche, vabbè, un bel po' di cose, diciamo, teleferiche, treno su rotaia, vabbè, Poi perché no, se fa caldo anche avvicinarsi alle fontanelle, chiamiamolo fontanella, vabbè, e fare nuove conoscenze, quali ad esempio, sì, se mi fanno vedere, sì, grazie, eccoli qua. C'erano anche nel primo video, ma guarda, erano troppo carini e ho deciso di metterli anche adesso. Guarda che belli, i miei anatroccoli con la madre incazzata perché se gli si avvicina troppo, magna. Guardali che carini, ciao. Vabbè, torniamo professionali, voilà. Insomma, continuiamo a visitare il parco, bello pieno di fiori, bello ordinato, pulito, erba tagliata, il contrario dell'Italia. Vabbè, questa è la teleferica, cioè per attraversare un ponte se ne va, de roba, è tutto per guadagnare. Certo, se hanno i soldi, ovvio che loro costruiscano, vabbè, insomma, vedete voi, se per l'Italia ti mandano a calci in culo a nuoto per passare un fiume, ma comunque non importa, lasciamo perdere, andiamo avanti, dai, via, sempre per il nostro parco. E chi incrociamo?
il trenino, ciuff ciuff, e c'è anche la gente, cioè c'è anche gente che se lo prende questo trenino, e anche a pagamento, tra parentesi, col cavolo che non mi avrete mai, poi per la serie sempre animali in mezzo al parco, cioè, non so, sarà che è un bellissimo parco, qua tutti vivono felici e contenti, se fossimo in Italia se lo sarebbero già mangiato 20 anni fa, quindi vabbè, non importa, lui finché in Germania è protetto, vive tranquillo, libero, guarda che bel parco, caspita, averlo in Italia, ma in Italia ce ne stanno pochi, molto pochi e sono mal tenuti. Bene, andiamo avanti. Questo era il Rhine Park, parco sul Reno, per capirci, che non è in mezzo al Reno, ma vabbè, torniamo in centro città. Dal centro città invece ci spostiamo verso appunto il museo del cioccolato, di una marca anonima che nessuno penso che conosca, situato sempre sulle banchine dove attraccano la maggior parte delle navi. C'è anche questo bellissimo museo a forma di nave, chissà perché l'isolotto è a forma di nave, la società appunto non si vede neanche, tranquilla, nessuno la conosce, ma che roba, qua c'è il porto, andando dritti, un porticciolo per piccole navicciole, e guardate, torri dappertutto, cioè hanno paura di essere invasi, beh, li capisco, io li invaderei, ma comunque non importa. Allora andiamo avanti, guardate, questo è il Reno di sera, cioè capite quanto lavorano questi, va, poi che barcone di carbone, non so, lavorano 24 ore su 24, il Reno è il fiume che non dorme mai. Questo è un bellissimo ponte che qualcuno potrebbe aver già ammirato, e qua questi edifici mi hanno fatto rimanere un po' a bocca aperta, perché o avevano finito il materiale, cosa abbastanza illogica, o i soldi, altra cosa illogica visto che i tedeschi ne hanno da spendere e spandere, e l'unica soluzione era che ne hanno fatto per bellezza. Potrebbero sembrare normalissime, ci sono riusciti, perché è impressionante, ci sono riusciti, da quanta gente che ci abita, e avrei un po' di paura ad abitare senza niente sotto. Beh, almeno quello che vive proprio in prossimità non ha da ridire con i vicini sotto, che può fare festa, tanto nessuno gli dice niente, vabbè, ma che roba. Che edifici, cioè poi io pensavo, beh, ci saranno solo questi, no? Che saranno costati chissà quanto, belli, carini, e invece poi no, ho scoperto che non sono gli unici fatti così con i buchi, perché evidentemente ai tedeschi piace lasciare dei buchi un po' stilistici, così se lo dicono loro che stanno a stilistici, vabbè, e quindi guardate qua che bella vista sul tramonto, un tramonto fantastico. Quindi dicevamo, anche qui un altro palazzo, non lo so io, vabbè, contenti loro, contenti tutti, e chi gli dice niente. Continuiamo la nostra visita, perché sennò qua se fa tardi, insomma la sera sta arrivando e quindi è l'ora del tramonto, e perché non ammirare questi bellissimi tramonti offerti da questa città. Guardate che roba, splendido per le foto, la città piano piano, almeno quella notturna, si sveglia e inizia anche la movida, perché anche qui lungo le rive del Reno c'è una certa movida notturna. Saliamo gli sgradinati qua, andiamo anche sopra Orzobrücke, questa è la stazione che si vede dal ponte, e questo ponte insomma presenta una similitudine al nostro ponte. Quale sarà questa similitudine? Beh, eccola qua, lucchetti, caspita, e neanche pochi, cioè qua ci passano pedoni, bici, treni e lucchetti. Non so come sto ponte regga, anche perché è bello lungo. Evidentemente chi l'ha costruito sapeva il suo lavoro. Ecco, il giorno seguente, eccoci qui sulle rive sempre del Reno, perché qui se no vedi il Reno, non c'è nessuno. E già c'erano i banchetti pronti per la festa sul Reno, con grandi fuochi d'artificio che fanno ogni anno, e vedete, caspita, che organizzazione di banchetti, robe, cioè, si vogliono vendere, d'accordo, grazie. Poi gli spalti per i VIP, tutto così, per circa 5 km.
a destra e a sinistra c'è anche un Luna Park, bello, carino, però lo stavano montando, non mi pareva logico fare delle immagini mentre lo montavano, quindi niente. Passiamo sempre sulle sponde perché merita, questo fiume di essere ripreso, merita. E vabbè, chi è? Oh, dove passi? Dove vai? Oh, chi è? Vabbè. E continuiamo, va? Guardate che bello. Ammiratelo. Poi qua c'è i tramonti che da Colonia non li dà nessuno. Guardate che roba. Poi sì, certo, più ti avvicini a nord della Germania meglio è. Poi anche vedremo nei prossimi on the road anche che sono bellissimi quelli in Inghilterra. Ma questa è un'altra storia, questa è la nostra teleferica come al solito, guarda che roba. Per attraversare un cavolo di ponte. Non so. Poverino, ci fa male ai piedi. Poi questa, vabbè, volevo farvi vedere quello che avevamo. Un distributore con Würstel, vodka, altre prelibatezze che solo i tedeschi possono avere distributori col vino, poi sotto vino, spumante. Ma dico io, ma che razza di distributore macchinetta è? Ma vabbè, insomma, affari loro. E poi entriamo qua al giardino botanico di Colonia. Eccoci qua, sempre un altro giorno. Flora si chiama, non l'avrei mai detto. Guarda che bello. Oh, niente di paragonabile stavolta al nostro giardino botanico. Quello di Padova è quello di Padova e lì non si discute. È un altro stile, diciamo, hanno sì, sicuramente più spazio, però cioè è abbastanza, diciamo che quello di Padova è concentrato, quindi è bello così. Questo è un po' dispersivo, come dicevo, però ha il suo perché, diciamo. Ma che fa, signore? Non si può stare sopra le montagne. Ma dimmi te sta gente, sti turisti brutti e cafoni che fanno tutto tranne quello che dovrebbero fare. Questo è uno stagnetto piccolino. Ma che cavolo? Signora, è uno stagno, non ci si può tuffare. Ma dimmi te sti turisti, o sono indigeni? Perché forse anche gli indigeni sono così, maleducati cafoni che si buttano dentro il fiumiciato. Ma che carino, però questo l'hanno ricreato bene, devo ammetterlo. È una mini cascata con appunto il suo stagnetto carino, bello. Questa è una piazzetta fatta benino. Guardate che bello. Si vede che però è un po' così. E cioè, è qui? La signora, che è il giardino botanico, mica è il giardino del suo palazzo dove stende i panni. Ma dimmi, va, è anche a suocera. Signore, dove sta? Via, fuori dai maroni. Ma dimmi te, sta gente che maleducata che è. Vabbè. Contenti loro su sto paese di tenersi sta gente, contenti tutti, Un altro stagnetto, piccolo ma allora è una norma, che tutti vadano a farsi il bagnetto qua su sto cavolo di... è una norma. Ma che roba. Vabbè. E adesso entriamo nella serra esotica, con piante strettamente esotiche. Faceva caldo già fuori, figuriamoci dentro, io stavo un po' mi stavo sviscerando bene, quindi andiamo in giro, per poi non parlare dell'umidità che c'è dentro, perché vabbè, devono continuare a bagnare e fa caldo e ti sciogli in pratica. Mi raccomando, non andarci in giacone, soprattutto se è estate. Bene, guardiamo un po' anche dentro i pesciolini. Che cavolo stai facendo? Pesciolini, dove siete? Pesciolini, eccoli là, mamma mia che piccoli, microscopici. Vabbè, continuiamo. Dai, cammina Diego, cammina con sta telecamera, veloce. Ecco, questi sono già un po' più grandi, più cresciuti. Ma questi ce li abbiamo anche in Italia, quindi no. Via, puscia via, brutto. Spariti. Eccoli qua, vedi che ce ne sono ancora. O mi hanno ascoltato, allora sono dirigenti, capisco, vabbè. Una bella fontanina. E vabbè, insomma ci avviamo verso la fine di On the Road Colonia, finendo qua.
Eccoci qua, torniamo all'aeroporto e con dispiacere, dobbiamo salutare Colonia, la Germania, ma non demordete perché prossimamente appunto ritorneremo in Germania per nuovi episodi. Mistero dove andremo, però insomma ormai sapete che se volete scoprirlo basta andare su Facebook e noi ve lo diciamo. Bene. Il vostro commentatore preferito vi saluta e vi aspetta con i prossimi viaggi in Germania. Ciao da Colonia! Noi ringraziamo il pubblico che ha seguito questi 3 episodi di On The Road qui in Germania, ringraziamo la regia tedesca, ringraziamo appunto la sede televisiva che ci ha offerto questa sala dove registrare. E vi diamo appuntamento ai prossimi episodi sempre su Zwischenberg Channel, oltre che appunto su Zwischenberg Channel Deutschland con tutti e 3 i filmati doppiati in lingua originale. Vi diamo appuntamento anche martedì, tutti i martedì appunto alle 15 con Il Volto, mentre giovedì alle 19:30 con le news di Zwischenberg Channel.